Bentornati e bentrovati a Storie. Il racconto della filosofia di Anassimandro ci ha spinto molto in avanti. Abbiamo non soltanto detto che per Anassimandro l'arché, il principio per cui tutto esiste, è l'apeiron, è l'infinito. Abbiamo detto anche qualcos'altro. Abbiamo detto che questo apeiron, questo infinito, tutto parte dall'infinito. Questo apeiron, questo infinito, è il desiderio che le cose esistano. Nell'apeiron, nell'infinito, c'è un desiderio che le cose esistano. Ma poi com'è che esistono le cose? Cioè, com'è che si passa dal desiderio che le cose esistano all'esistenza delle cose? Anassimandro su questo non è chiarissimo, ma quello che fa capire nei pochi frammenti che abbiamo del suo pensiero è che ciò avvenga secondo giustizia. Cioè le cose desiderano esistere, ma l'esistenza avviene non in maniera arbitraria, non in maniera neanche meccanica, con una causalità inevitabile. L'esistenza delle cose avviene secondo giustizia. Già Esiodo, se vi ricordate, diceva che ciò che regola la divinità, ciò che regola l'esistenza è la giustizia. Già nel mito, quindi, era presente fortissima l'idea di una giustizia. Questa giustizia potremmo dire che non è la giustizia come la intendiamo noi, date a ciascuno il suo, ma è la giustizia come la intendevano i greci. Che cos'era la giustizia per i greci? La giustizia per i greci era ananche. E cosa vuol dire ananche? Necessità. Cioè, noi desideriamo esistere, ma il nostro modo di esistere è determinato ed è dettato dalla necessità, dalle necessità. Tutti noi abbiamo dei sogni, tutti noi abbiamo vissuto cose importanti, cose anche significative nella nostra esistenza. Ebbene, tutti noi abbiamo dovuto però declinare quei sogni, declinare quei desideri secondo una logica di necessità. Freud, secoli dopo, dirà che esiste un principio di realtà a cui tutti i nostri principi di piacere devono in qualche modo sottomettersi. Non vogliamo sposare in tutta la filosofia freudiana, però qui dobbiamo trovare un'intuizione che assolutamente è legittima. La necessità, la giustizia regolano il nostro modo di vivere, il nostro modo di esistere. E noi agiamo un po' secondo necessità, secondo una ben celata o mal celata giustizia. Anassimandro sostiene questo. L'infinito, l'apeiron, è il luogo dove le cose bramano di esistere e poi vengono all'esistenza secondo la necessità, secondo la giustizia. Ma c'è un'osservazione linguistica sul termine apeiron che ci spalanca un mondo ancora più interessante. Ve lo racconto domani, sempre qui, sempre a Storie.